Allora, noi stavamo chiacchierando fuori onda di alcune cose, ci sarebbero tante tematiche, vi promettiamo faremo anche un'altra puntata. Direttore, volevo chiederle proprio così en passant, il decreto ristori e PSR. Allora, PSR ha previsto dei ristori per quanto riguarda l'agricoltura, se non erro, sufficienti, non sufficienti, com'è andata? PSR sempre soldi dell'agricoltura dati tramite la Comunità Europea e quindi col cofinanziamento della Regione Veneto. Nell'ultima legislatura, quindi ancora con l'assessore Pan, è stato stabilito 23 milioni di euro per determinati settori che nel primo lockdown erano andati in crisi, tra cui gli agriturismi, il florovivaismo, il settore del latte e anche i vitelli a carne bianca, e compreso anche l'area di Vo e Uganeo, che tra l'altro era quello che era penalizzata rosso. 23 milioni di euro, e quindi sono state date un finanziamento di qualche migliaia di euro, 1.000, 2.000, 2.500 euro per circa 8.000 aziende, insomma, del comparto che avevano avuto difficoltà. Cosa diversa invece di area ristori, quelli che oggi si sta già discutendo in una eventuale modifica. Do solo un dato per far capire la situazione della gravità che noi capiamo, che noi sicuramente su questa difficoltà ci sono anche molti altri settori che hanno le stesse nostre difficoltà, e quindi oggi su questo noi oggi dobbiamo discutere. Però do un dato di segnale, perché poi quando si parla di agricoltura dobbiamo parlare anche di politiche che valorizzano i nostri agricoltori. Sul decreto ristori, che è di circa 5 miliardi e 200 mila euro, che dà un finanziamento, un contributo a tutti i settori che sono in crisi, all'agricoltura arriva con l'articolo 7 di questo decreto 100 milioni. Di questo stiamo parlando. E quindi se l'agricoltura vale questo, è un bel problema. Cioè noi oggi dobbiamo far capire invece al governo che l'agricoltura vale molto di più. E purtroppo nel momento in cui i colleghi dei bar, dei ristoranti, e quindi tutto quel settore che si chiama Horeca chiude, va in crisi tutti i nostri prodotti agroalimentari che utilizzano il canale Horeca, quindi ristoranti, hotel e tavole calde e quant'altro, per la vendita di prodotti di qualità. Sì, e quindi ci troveremo, come era successo in passato, quello che è successo in passato, e sicuramente ci troveremo di fronte, perché gli agricoltori non è che chiudono il rubinetto e le mucche non fanno più latte, oppure chiudono l'attività e non produco più l'olio, per esempio. Loro continuano a produrre, e quindi le produzioni verranno sicuramente date un valore molto molto basso, perché poi se non riesco a venderle dove le metto? E quindi abbiamo tutto il problema della massa, abbiamo tutto il problema della Le chiedo una cosa, siccome sappiamo che noi non riusciamo a far fronte al fabbisogno interno e abbiamo bisogno di importare determinati prodotti, il prosecco con il lockdown non servirà più, è quello che lei stava dicendo, molto meno purtroppo, ma non sarebbe possibile invece fare una politica protezionistica, quindi da un lato sensibilizzare i consumatori, calmierare il prezzo, renderlo molto appetibile e consumare il prodotto interno nostro, invece che andare a importare, perché lei diceva l'olio d'oliva non è sufficiente alla nostra produzione, per cui chi riesce a prendersi l'olio di qualità lo procura, però noi non potremo far fronte a tutta l'esigenza, no? Però se effettivamente l'Horeca blocca un canale, anche le persone possono permettersi di comprare tutti i prodotti del territorio in modo tale da non dover ricorrere alle importazioni e non lasciarle come invendute. Non è possibile? È possibilissimo. Lei l'ha butto come provocazione, non lo so. No, ma guardi, non è assolutamente una provocazione, lei ha messo proprio il tasto sulla piaga o sul problema effettivo che noi oggi abbiamo. Decreto rinascita, quindi il 222 del primo lockdown, ha dato la possibilità di utilizzare 600 milioni di euro per i ristoratori che utilizzano prodotti italiani. Ecco, queste sono risposte. Cioè noi quando diciamo che dobbiamo dare risposte concrete, soprattutto al Made in Italy, soprattutto alle produzioni che facciamo in Italia, vogliamo dire proprio questo, e quindi la valorizzazione dei nostri prodotti, o meglio i contributi che noi diamo alle aziende, li diamo nel momento in cui vengono utilizzate o producono con prodotto italiano. Ecco
allora diamo valore alla filiera, diamo valore agli agricoltori e ai prodotti loro. Ultimissima cosa, che stiamo giungendo in chiusura. 35 fra aziende agricole e agriturismi della provincia dell'area Colli Bassa dell'Alta Padovana lanciano il servizio di consegna a domicilio dei prodotti tipici, pietanze fresche, genuine, super garantite. Basta andare sul sito i prodotti dal campo alla tavola.cia.it. Sì, questa è la risposta che noi diamo come CIA agricoltori italiani, ma la sta dando tutto il sistema dei nostri agricoltori. La filiera e quindi i mercati agricoli che noi generalmente facciamo tutti i giorni, ma soprattutto anche la possibilità oggi di vendere anche online, quindi con questi nuovi sistemi di vendita sono determinanti e sono importanti. Quindi avvicinare il consumatore al produttore, penso che questo sia una delle mission che la nostra organizzazione, che la nostra agricoltura deve fare, e quindi i nostri agricoltori devono utilizzare, quindi sempre più i nostri consumatori possono andare nei nostri siti per conoscere le nostre aziende e andare ad acquistare direttamente i loro Oppure possono ricevere chi non può muoversi a domicilio, che è un altro servizio importante. Esattissimo, oppure possono ricevere a domicilio la loro spesa, che noi ben volentieri gli portiamo, magari facendo anche qualche augurio. Ecco, perfetto, quindi c'è la possibilità di consumare prodotti sani del territorio genuini. Bisognerebbe reintrodurre i dazi per i prodotti esteri. Vabbè, là si parla di politiche protezionistiche che non sono attuabili, siamo nell'Unione Europea, no? Beh, siamo in Unione Europea, ricordo che noi siamo un grande esportatore, quindi nel momento in cui chiediamo i dazi per i prodotti che entrano e magari se gli altri ce lo chiedono per i prodotti che noi esportiamo, qualche problema noi ce l'abbiamo. Sono quasi 8 miliardi di euro di agroalimentare che noi diamo alla Germania, quindi pensiamoci se mettiamo i dazi dei nostri prodotti all'estero e quindi le difficoltà che ha. Quindi i dazi è tutta un'altra partita che andrebbe proprio discussa, come chiaramente il nostro telespettatore ha posto come elemento di valutazione, ma andrebbe veramente valutata in una giornata proprio complessiva. Reciprocità, insomma, bisogna stare attenti. Magari dedicheremo spazio anche a questo e anche ad altre vostre domande che ci girate, le vostre mail le accogliamo sempre, le leggiamo, poi interpelleremo i nostri esperti. Grazie naturalmente della CIA Padova, grazie al direttore Maurizio Antonini di essere stato qui con noi, a voi di aver partecipato, scritto, chiamato e quant'altro, e naturalmente ci vediamo domani. Grazie, buona giornata. Grazie a lei e buongiorno a tutti. Bene.